Nella nostra area territoriale, nel Veneto, ci sono il 95% degli uffici che sono aperti al pubblico e questo sicuramente è un altro elemento di normalità in un momento che normale non è. Riapertura e normalizzazione, le parole d'ordine di questo periodo. La fase 2 dell'emergenza Covid-19 si avvicina anche per Poste Italiane, che già può contare sul 95% degli uffici aperti al pubblico, seppure con orari ridotti. Primo banco di prova il pagamento delle pensioni di maggio, operazione che avrà inizio già da lunedì 27 aprile, con accredito diretto per i titolari di libretti e conti postali e possibilità di prelievo nei postamat. Per tutti coloro che invece devono ritirare la pensione in contanti, Poste Italiane ha organizzato una distribuzione scaglionata, adottata a fini precauzionali e a tutela della salute di dipendenti e clienti, a seconda dei giorni di apertura dell'ufficio prescelto, che possono essere da 2 a 5, cambia la ripartizione alfabetica dei cognomi dei titolari della pensione. Questa, ad esempio, è la ripartizione seguita dagli uffici aperti 5 giorni alla settimana, che, seppure solo la mattina, sono già la maggior parte. Per conoscere in dettaglio orari, giorni e cognomi in pagamento si può consultare il sito www.poste.it o chiamare il numero verde 800 00 3322. Gli ultra 75 anni che non riescono a recarsi fisicamente all'ufficio possono utilizzare un'altra strada. Quindi la possibilità anche di poter ricevere la pensione attraverso i carabinieri. Questo è un altro elemento di attenzione riguardo ciò che è il momento che stiamo vivendo per quelle persone che non hanno la possibilità di muoversi.